È l'export la carta vincente del mondo produttivo veneto, unico segno positivo in un quadro ancora fortemente segnato dalla recessione, trainato da specifici settori che nella nostra regione rimangono con valori alti, il meccanico e il calzaturiero soprattutto. Lo dice lo studio sulle esportazioni di Unioncamere Veneto, perché sebbene iniziato col segno negativo, il 2013 chiuderà con esportazioni pari a 51,6 miliardi di euro, non un arrivo secondo gli esperti, ma un punto di ripartenza per approdare ad un 2014 di grandi speranze, con una previsione di crescita attualmente del 3,6%. Le imprese hanno finalmente capito che a fronte di un mercato e di una domanda interna che comunque è stagnante, devono guardare all'estero e devono farlo cercando di aggregarsi tra di loro perché sono troppo piccoli per raggiungere i mercati più lontani. Tra i nostri maggiori acquirenti spiccano i paesi dell'Asia centrale e i paesi europei non appartenenti all'Unione, ma sale del 15% il Sudafrica. Che cosa comprano? In forte crescita i macchinari, ma anche alcuni settori del manifatturiero, occhialeria, abbigliamento, pelli, gioielleria e calzaturiero. Il caso studio che è diventato un modello per i distretti produttivi è quello del calzaturiero della Riviera del Brenta, che sta facendo dei risultati molto interessanti e incoraggianti per il futuro. E crescono le imprese venete dedite all'export, da 25.000 nel 2009 a 30.000 già nel 2012, confermando quello che ormai è quasi un motto dell'economia regionale. Le aziende che stanno bene sono quelle che riescono ad esportare. È con questa analisi che chiude il biennio di Unioncamere diretto da Alessandro Bianchi. Da domani al vertice ci sarà il padovano Fernando Zilio. Abbiamo fatto molto, dice Bianchi, resta un problema rilevante, la carenza infrastrutturale. La grandissima delusione è quella dell'alta velocità che si è fermata a Brescia e chissà quando andrà avanti, e quello soprattutto in funzione di quello che sarà la proiezione dell'Expo 2015 sarà un danno enorme.